Telespettatori di Antenna 3, buon pomeriggio e ben ritrovati con la nostra diretta dedicata alla festa del Redentore, da adesso fino alle 19, quando inizierà la messa solenne celebrata dal patriarca Monsignor Moraglia dalla chiesa appunto del Redentore. È stata una notte di grande festa quella di oggi, con Venezia che è tornata dopo la pausa dello scorso anno causata dalla pandemia a rivedere i fuochi d'artificio in bacino San Marco, dei fuochi davvero molto belli ed emozionanti che sono partiti esattamente alle 23:30 per uno spettacolo pirotecnico che ha davvero illuminato il cielo di Venezia e il cuore anche di tutti coloro che si erano recati in laguna per ammirare lo spettacolo, forme e colori per la notte famosissima. Ecco, vedo che abbiamo già in collegamento il collega Filippo Fois che appunto ci terrà compagnia in quest'ora d'attesa della messa solenne del patriarca. Filippo Fois che si trova sul ponte votivo di Barche che viene tradizionalmente appunto realizzato per collegare l'isola della Giudecca alla città. Filippo, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Come hai detto ci troviamo sul ponte votivo che dalle Zattere conduce fino alla Giudecca e quindi alla Basilica del Redentore. È un ponte provvisorio solamente per questa festività. Accanto a noi Don Marco Zane, che salutiamo, addetto stampa del Patriarcato di Venezia e direttore di Gente Veneta, settimanale diocesano. Buonasera Don Marco. Buonasera a tutti, buonasera. Dunque noi prima di raccontarvi questa storia, di entrare nel merito di una storia che è partita nel 1577, volevamo farvi vedere qualcosa di straordinario che sta capitando qui al nostro fianco. Grazie a Simone Merlo noi vediamo passare un sacco di barche. Don Marco, chi sono? Sì, vediamo lì in fondo su quella barca con quella cappota blu l'arrivo della regata del Redentore e quindi siamo proprio nei momenti se vogliamo conclusivi della regata, che stanno decretando la vittoria del vincitore. Adesso appena sarà possibile cercheremo di capire chi ha tagliato, diciamo, il traguardo nel modo adeguato, l'equipaggio che ha vinto. Ecco. È un momento importante perché accanto alle feste religiose molto spesso si svolgono delle regate, cioè gli appuntamenti religiosi, gli appuntamenti, momenti di grande spiritualità della nostra comunità cristiana spesso sono attraversati poi anche da queste modalità per vivere, per celebrare la festa, che è appunto l'evento sportivo. E quale migliore evento sportivo di una regata di gondole sul canale della Giudecca? Anche perché molti parlano dei fuochi, che giustamente sono uno degli aspetti più evidenti di questa celebrazione, che però non è solo questo, c'è un aspetto culturale, tradizionale, naturalmente l'aspetto di fede, che parte proprio da questo ponte, Don Marco. Già poco dopo, almeno quando Venezia si liberò dalla peste nel 1577, questo ponte fu realizzato per la prima volta. Esattamente. Il 4 settembre del 76, quindi un anno prima l'inizio delle prime celebrazioni del Redentore, il 4 settembre del 76 il Senato della Repubblica fece questo voto solenne per chiedere appunto a Gesù Cristo, nostro Salvatore e Redentore, di liberare la città da questa terribile pestilenza. E come era prassi, come era uso già allora per determinate celebrazioni solenni, si realizzò un ponte di barche per poter attraversare la riva, per poter passare all'altra riva, cioè si scelse il luogo dove edificare il tempio votivo. Una volta edificato un edificio provvisorio, un luogo di culto provvisorio, si decise di realizzare il primo ponte di barche perché fosse attraversato da una processione liturgica a cui si aggregava, a cui partecipavano le massime cariche dello Stato. Quindi il ponte votivo nasce per le processioni e ovviamente successivamente alle celebrazioni liturgiche poi tutta la cittadinanza si univa ovviamente ai cortei. Non è l'unico ponte provvisorio votivo di Venezia? No, assolutamente. Allora,
se vogliamo fosse questo accanto a quello della salute è quello più celebre, perché per l'appunto i giorni della salute si realizza un altro ponte votivo sul Canal Grande, questa volta per collegare la riva di Santa Maria del Giglio con la riva di San Gregorio, in modo tale da poter consentire appunto il transito dei fedeli nei giorni della festa della salute più agevolmente. Il motivo è tra l'altro, Marco, per i nostri telespettatori, che la Basilica della Salute è proprio qui alle nostre Sì, è proprio qui vicino. Proprio qui vicino. La Basilica Ed è il secondo grande tempio votivo per l'altra grande pestilenza che colpì Venezia, quella del 1630, che per capirci è la peste del Manzoni. Ecco, per capire, per contestualizzare un po'. In entrambi i casi due pesti devastanti, quella del 1500 ridusse di circa di un terzo la popolazione della città. Sì, in alcune aree dei territori della Repubblica Serenissima di terraferma ovviamente si arrivò anche a raggiungere la metà della popolazione, quindi fu una terribile piaga che portò a drammatici eventi tanto nella città storica quanto in tutto l'entroterra, in tutto il territorio della Serenissima. La cosa interessante però da rilevare è questa: in un momento di sfida, di dolore e di fatica, Venezia non si rivolge al Signore semplicemente per chiedere la liberazione, quasi, tra virgolette, passatemi l'espressione, come se fosse un gesto, un atto magico, o un gesto, anche qui passatemi l'espressione se vogliamo, scaramantico. Non sappiamo cosa fare, allora facciamo così. È molto più profonda la questione. Nel momento della massima sconfitta e della massima prostrazione, il popolo cristiano riconosce che per poter affrontare quell'evento drammatico era necessaria la fede, era necessario cioè riconoscere che la potenza di Cristo risorto era capace, ed è tuttora capace, di rendere anche le occasioni di sconfitta e di dolore in un'occasione in cui poter sperimentare la salvezza e il compimento umano, perché per il cristiano la santità e l'umano compimento sono due dimensioni che sono tra loro intimamente connesse. L'umano compimento anzi è frutto della santità personale, viene dal diventare santi. Il santo è l'uomo che è realmente compiuto. Soltanto attraverso la santificazione dell'umano è possibile realizzarsi anche umanamente in modo vero. Anche perché, come tante cose, a Venezia si è inventata la quarantena, il lazzaretto, tutte cose che poi hanno avuto un'ampia diffusione. Questo per dire appunto che la fede non era un fatto scaramantico, come giustamente diceva Don Marco, ma si trattava di uno degli aspetti molto più profondi di una società profondamente organizzata che rispondeva a più livelli a una crisi importante come quella della pestilenza. E tra l'altro, Don Marco, noi prima parlavamo di questo ponte votivo che è iniziato a comparire nel 1576, ma all'epoca mi sa che a Venezia non c'erano tanti ponti, poi magari ne parleremo con qualche storico. No, d'accordo, il 500 tra l'altro è il secolo in cui viene completato anche il ponte di Rialto. Il ponte di Rialto diventa un ponte di pietra, prima era un ponte di legno, era un ponte che si poteva aprire per il transito anche di imbarcazioni di dimensioni piuttosto grandi. Era l'unico che c'era a Venezia? L'unico ponte che consentiva di attraversare il Canal Grande. Solo successivamente venne realizzato il ponte degli Scalzi, siamo già alla fine dell'Ottocento, con il primo ponte in ferro battuto, che poi è stato sostituito dall'attuale, che è di epoca fascista, e poi successivamente ancora il ponte dell'Accademia. Anche quello era un ponte in ferro battuto in stile Liberty, sostituito dall'attuale ponte in legno. Ecco, giusto per far capire ai nostri telespettatori dove siamo, noi questo è il canale della Giudecca, questo significa che alle nostre spalle noi ci stiamo allontanando da Venezia. Percorriamo circa 330 metri, credo siano 333 per l'esattezza. 333 metri e finiamo nell'isola della Giudecca che, tranne che per il Redentore, non ha un collegamento via terra, non si può raggiungere a piedi, bisogna prendere il vaporetto o la barca. Le imbarcazioni, come vediamo, passano sotto al ponte, quindi abbiamo passato la parte più alta del ponte, che ovviamente è realizzata in questo modo per poter consentire ai vaporetti di attraversare, di passare sotto al ponte, e poi ci sono delle campate più basse sotto le quali possono passare le altre imbarcazioni. Don Marco, la domanda sorge spontanea perché questo non è un Redentore come gli altri, arriva dopo un periodo di grossa difficoltà, poi ne parleremo ancora, anche perché
tracceremo magari anche un parallelo tra le pandemie di allora e quella che c'è stata in questi anni. E l'anno scorso addirittura non c'era stato l'evento pirotecnico. Come si era svolto il Redentore nell'anno proprio in cui il Covid stava colpendo con la massima violenza? L'elemento centrale della festa è stato esclusivamente quello religioso, liturgico, e quindi è stato realizzato comunque il ponte votivo, però il cuore della festa è stato veramente, se vogliamo, è stato un ritorno alle origini per certi aspetti, perché il cuore della festa è stato veramente solo la celebrazione dell'Eucaristia. Questo è stato di per sé un'opportunità per riscoprire non soltanto le sue origini ma anche il suo cuore, ciò che rende possibile tutto ciò. I fuochi d'artificio sono espressione della gioia e della bellezza anche dello stare insieme, del condividere la festa, del vivere la comunione tra di noi, però la gioia nasce dalla mensa eucaristica, nasce dall'incontro reale con Cristo nella sua parola e nel sacramento dell'Eucaristia. La gioia conviviale, il momento anche così proprio del divertimento, ovviamente entro i termini della moderazione, costituisce un prolungamento della festa liturgica, un prolungamento della Santa Eucaristia. Prima parlavamo dei ponti votivi, forse non abbiamo citato un ponte che è tornato recentemente, che è quello, almeno per un anno, poi è arrivato il Covid, che collega al cimitero, all'isola dove si trova il cimitero di San Michele. Sì, 2 anni fa, prima del Covid, è stata ripristinata questa prassi, non sappiamo se si farà ancora in un futuro, questo lo deciderà il Comune, di realizzare un ponte galleggiante come questo. È lo stesso ponte di per sé, è sempre questo qui, cioè è sempre lo stesso ponte che viene poi montato per la salute e che è stato realizzato poi anche per i giorni del 2 novembre per consentire il transito pedonale fino all'isola di San Michele. Ce n'era un altro ancora di ponte votivo che è stato realizzato però solo fino al 54, quello di Sant'Antonio, che consentiva il collegamento sempre della riva del Giglio con la riva di San Gregorio per poter vivere la festa di Sant'Antonio in Basilica della Salute. Recentemente appunto abbiamo vissuto il transito, la peregrinazio della reliquia di Sant'Antonio, che è conservata qui a Venezia. Molti decenni fa i veneziani avevano ancora una devozione molto forte verso Sant'Antonio e quindi si faceva il ponte votivo anche per quella celebrazione lì. Io volevo ricordare ai nostri telespettatori che il telegiornale di Treviso, vista l'eccezionalità di questa giornata, andrà eccezionalmente in onda a partire dalle 20:30, quindi rimanete con noi, il telegiornale ci sarà e continuate a seguirci in tutta la nostra programmazione. Lei prima ha citato durante la festa di Sant'Antonio questo appuntamento importantissimo, perché era stata la prima volta che la reliquia di Sant'Antonio, custodita alle nostre spalle alla Basilica della Salute, abbandonava Venezia da quando c'era arrivata. Sì, allora noi abbiamo vissuto un evento di fede veramente molto importante. Giro un attimo la questione e la affronto in altri termini. Abbiamo vissuto l'opportunità di far vedere la fede del popolo di Dio, vivendo il pellegrinaggio della reliquia del Santo, perché la reliquia ha fatto delle soste in 3 ospedali, o meglio in 2 ospedali e in una parrocchia, e poi al ritorno ha fatto diverse soste lungo le rive del fiume Brenta e in quell'occasione abbiamo visto il popolo di Dio riconoscere la grandezza di un testimone della fede. Le reliquie dei santi, anche qui, non sono oggetti che possono far pensare a una sorta di quasi idolatria pagana, ma le reliquie dei santi sono le reliquie dei grandi combattenti, dei grandi testimoni della fede, che ci dimostrano che è possibile incontrare la vita buona in Cristo, la vita vera in Cristo. I santi sono così grandi, così sempre attuali, proprio perché disvelano il volto di Cristo all'uomo e aiutano l'uomo ad arrivare, gli uomini e le donne in ogni tempo ad arrivare a Cristo. E la forza e la potenza della testimonianza di Antonio si è vista in maniera molto forte nella partecipazione dei fedeli di tutte le età, trasversalmente, che si sono affastellati sulle rive del fiume Brenta accogliendo la reliquia al suo ritorno.
Giornate molto intense che tra l'altro hanno potuto vivere in prima persona anche i nostri telespettatori, perché eravamo sempre in diretta su Rete Veneto e su Antena 3 anche con Don Marco Zanne. Noi intanto siamo arrivati dall'altra parte del canale, siamo arrivati alla Giudecca, abbiamo percorso i 333 metri del ponte votivo, provvisorio ve lo ricordo, perché qua altrimenti quando non è il Redentore ci si arriva in vaporetto. Ci dobbiamo girare perché siamo contro luce. Io volevo presentarvi due persone che abbiamo incontrato qui. Allora c'è il nostro collega Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera a tutti. E poi abbiamo Alberto Peratoner. Buonasera a tutti. Dunque, noi ci dobbiamo interrompere giusto per un istante, quindi ne approfittiamo per tirare il fiato, visto che abbiamo fatto anche noi la nostra peregrinazio fino a qui. Rimanete con noi, ci vediamo tra pochissimo. Riprendiamo la linea da Venezia, quella che vedete, la Basilica del Redentore del Palladio. Noi abbiamo appena percorso il ponte votivo che viene allestito ogni anno durante le giornate di festa del Redentore per poter raggiungere questa basilica a piedi. Siamo nell'isola della Giudecca, per cui abitualmente quest'isola può essere raggiunta solamente in vaporetto oppure con una barca. Io accanto a me Alberto Peratoner, che è docente di filosofia all'Università di Padova e anche uno storico, facoltà teologica. Io volevo chiederle, Peratoner, innanzitutto qual è il significato profondo per cui questa festività è così importante per i veneziani? Bisogna dire che Venezia ha 3 grandi feste popolari, di cui 2 sono veramente popolari: la Salute del Redentore, la terza è San Marco, che è il vero patrono storico della città. Anche se non è il primo. Anche se non il primo, c'è San Teodoro chiaramente, di cui insomma a livello di celebrazione, almeno popolare, non è rimasta molta memoria. Però ecco, abbiamo le 2 feste principali più sentite dalla popolazione veneziana sono certamente la Salute, che è quella più partecipata, e il Redentore, che è quella forse un po' più mondanizzata, diciamo, ma che comunque per via dei fuochi, certo, che sono spettacolari, che è un momento bellissimo. Ci vuole anche questo fa parte dell'apparato festivo e ci mancherebbe. La gara che abbiamo visto poco fa. Gara, certo, poi anche l'estate porta a questo, no? Porta a una piega un po', diciamo, più esteriore, meno intimistica, no? Che invece l'inverno, novembre, 21 novembre, la Salute è più, concilia di più anche questa interiorità, il ritrovo all'interno della basilica, la sosta davanti alla Vergine Maria, all'icona mesopandittissa. Ecco, qui la situazione è completamente diversa, benché queste due feste così importanti, così simili, nascano in 2 circostanze, come è noto, molto simili. Sono 2 pestilenze, questa del 1576 che è la prima, l'altra sarà più tardi, del 1630, e appunto poi genera l'altro grande monumento, quello della Basilica della Salute. I veneziani nel 1576 esprimono questo voto per la fine della peste e quindi viene edificata questa colossale fabbrica del Redentore, che viene affidata ai padri Cappuccini. È progettata dal Palladio. Non si muove, professore, perché devo ancora chiederle un paio di cose, però prima volevo raggiungere, perché qui comunque un convento c'era già da prima della chiesa del Redentore, vero? Lei è verso la camera, ecco. Un saluto a tutti quanti, io sono Fra Gianfranco e sono il frate superiore, guardiano dei frati che sono qui, i frati Cappuccini, i quali arrivano nel 1535, giusto 7-8 anni dopo la riforma cappuccina francescana. Vengono qui di fatto per fare i predicatori, vita di preghiera. E in Giudecca, come sappiamo, venivano spesso mandate le persone che erano infette dalle varie purtroppo epidemie che capitavano a Venezia, dati tanti traffici commerciali e rapporti diplomatici che c'erano. E quindi fanno gli infermieri.
motivo per cui poi si decise, tra altri 2 posti a dir la verità, di far sorgere il Tempio del Redentore proprio qui vicino alla chiesetta, il sito di Santa Maria degli Angeli. Ecco, all'epoca quindi c'era già comunque il monastero che era pienamente attivo. C'era il monastero, un piccolo monastero a dir la verità, che era davvero come un punto medico che poi si sarebbe ingrandito dopo l'avvento del Redentore, tanto che nelle successive epidemie c'era funzionante una erboristeria, una farmacia interna, e le magistrature veneziane davano dei ticket gratuiti alle persone povere per poter accedere ai medicinali. Veramente all'avanguardia in tutto a Venezia. Ma posso chiedere quali erano gli altri 2 posti che erano in ballo per costruire la basilica? L'uno era qui vicino, in campo San Giacomo, dove ci sono attualmente le monache, e un altro più spostato verso le Zitelle. Si scelse anche questo luogo, oltre per i Cappuccini, perché era più centrale e più visibile da Venezia, per questo motivo. Grazie, questo tra poco torno anche da lei, però volevo intanto tornare anche, anzi andare in questo caso dal collega Lorenzo Maier, che ha seguito e ci ha raccontato tramite i servizi del telegiornale la festività che è in corso in questi giorni. Lorenzo, è stato un Redentore un po' diverso dal solito, quello che hai raccontato. È stata una prova generale per la ripartenza e direi che è stata una prova generale ben riuscita, ecco. Sicuramente diverso rispetto all'epoca pre-Covid, ma comunque con segni di miglioramento rispetto all'anno scorso. Si sembra quasi una festa di cui i veneziani si sono riappropriati perché lontani da un grande turismo di massa che aveva caratterizzato le ultime edizioni. Qui c'erano sostanzialmente proprio le persone del posto, al massimo provenienti dal Veneto. Ecco. Diciamo, è inutile nascondere che i fuochi d'artificio, lo spettacolo pirotecnico è una cosa fondamentale della festa. L'anno scorso non si è potuta svolgere, il fatto di averli riproposti anche se in modo contingentato è stata una bella cosa e ha permesso ai veneziani di poter anche partecipare a questo spettacolo con una preparazione delle imbarcazioni, delle tavolate lungo le rive. Ecco, poi ricordiamo, credo qui oggi importante anche ricordare la figura di padre Luciano, che era parroco qui e che è mancato proprio per il Covid, e quindi un pensiero va sicuramente a lui e a tutti quelli che sono mancati in questa battaglia. Ecco. Noi vi ricordiamo che tra poco alle 19 trasmetteremo in diretta la Santa Messa dalla Basilica del Redentore, Santa Messa che sarà celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Vi ricordo anche che eccezionalmente il telegiornale di Treviso questa sera andrà in onda a partire dalle 20:30. Per Antonio, io volevo chiederle una cosa. Prima parlavamo di come questo convento fosse diventato un piccolo centro anche sanitario durante la pestilenza, addirittura venissero dati dei ticket per le persone meno abbienti per potersi curare. Da questo punto di vista Venezia è stata all'avanguardia, possiamo dire. Il lazzaretto, è il termine, credo che derivi da San Lazzaro, sia nato qui a Venezia, così come la quarantena, cioè tanti aspetti che poi chiaramente con modalità diverse vengono riproposti anche in epoca moderna e contemporanea, sono nati qui. Certo, sì, a Venezia abbiamo una avanzatissima struttura nei tempi della Serenissima, struttura sociale di assistenza che è religiosa e civile insieme, cioè incoraggiata dalle autorità civili e grazie anche alla struttura insulare questo è facilitato. Abbiamo memoria storica di questo nei lazzaretti che sono praticamente nati a Venezia. Abbiamo il lazzaretto vecchio, il lazzaretto nuovo e ancora San Lazzaro oggi degli armeni. Cosa capitava nel lazzaretto? Venivano confinati i malati contagiosi, soprattutto durante le grandi pestilenze, ma poi questi lazzaretti servivano anche come zona cuscinetto di quarantena, quindi grazie all'isolamento si tenevano sotto osservazione quando tornavano da viaggi, soprattutto dall'Oriente, perché Venezia commerciava con l'Oriente con un traffico continuo e quindi questo era. Ecco, ma oltre a questo era prevista la quarantena per chi arrivava da fuori. Certamente, ma poi c'erano moltissime istituzioni chiamate scuole grandi e poi le scuole minori anche
deputate proprio all'assistenza sociale e sanitaria. San Lazzaro si trasferisce anticamente, ancora nel 600, da San Lazzaro oggi degli Armeni al San Lazzaro dei Mendicanti, dove diventa oggi ospedale civile, dove diventa uno dei più grandi centri veneziani di assistenza proprio materiale e sociale e di proprio persone soprattutto meno abbienti, di cui il nome è appunto San Lazzaro dei Mendicanti. E viene dotato anche, naturalmente queste opere sono sempre accompagnate da un apparato anche artistico, decorativo, si cerca anche di rendere questi luoghi belli. La chiesa che è stata progettata dal Palladio. Certo, a proposito di questo, a qualcuno può sembrare che questo contrasti un po' con lo spirito di povertà cappuccina. In effetti all'inizio, bisogna dire, i cappuccini furono assai perplessi nell'accettare di custodire un monumento così spettacolare, in quanto lo ritenevano contrastante con l'immagine di povertà che la stessa loro riforma, nata proprio nel Cinquecento, i cappuccini, come sappiamo, sono un ramo che cerca di rigorizzare la povertà francescana nel grande alveo delle famiglie francescane, e a maggior ragione sentivano con urgenza una necessità di vivere autenticamente lo spirito di povertà, e questa costruzione monumentale, grandiosa, che era un atto di gratitudine della Serenissima per il superamento della peste, viene percepito come qualche cosa sulle prime di improprio, però poi viene anche assimilato e accettato dalla stessa. Fa parte del grande patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città. Io volevo chiedere, padre, qui in questo convento sono passati anche diversi santi, se non erro. Proprio così, è passato San Lorenzo da Brindisi, dottore della Chiesa, una persona davvero importante, e poi conosciuto da noi veneti soprattutto, ma anche nelle altre zone, nei Balcani, padre Leopoldo Mandic, che attualmente è anche patrono per i malati oncologici e anche dottori e operatori. Pensate che qui nacque già nel XVI e XVII secolo uno studio teologico. I migliori studenti d'Europa venivano inviati qui. Nel 1610 Benedetto da Canfield, che magari non è conosciuto in larga scala, però è davvero un grande studioso e un mistico, viene inviato da Parigi proprio qui a Venezia, luogo prediletto per poter studiare, pregare e aver cura degli appestati, la vita perfetta dei cappuccini. Io avrei una domanda per il padre Cappuccino. Prego. Se è vero che questa scalinata così maestosa è segno un po' dell'ascensione, del fatto di dover ascendere al Redentore, si dice, corrisponde al vero? Proprio così, questi corrispondono ai salmi ascensionali presenti nella Sacra Scrittura nell'Antico Testamento. Il popolo di Israele procedeva verso Gerusalemme e nell'avvicinarsi proclamava questi salmi. Il numero degli scalini è uguale al numero dei salmi. Perché neanche la Basilica della Salute ha una scalinata così maestosa, così ampia, diciamo, si dice, non so se sia vero. Il genio del Palladio fu questo, mettere insieme la praticità, la protezione con i significati anche biblici. Se pensiamo all'interno della chiesa che vede l'alba, l'aurora e il tramonto, Chiara si colora di colori bellissimi, tutta bianca, uno viene colpito e viene catturato invece da chi? Dal Redentore, questo magnifico crocifisso nero, perché è colui che prende su di sé il nero del peccato e, ricordiamo, il nero della pelle degli appestati. E cosa significa, padre, per voi accogliere il patriarca qui oggi? Per noi è un grande segno di paternità avere la sua presenza ogni anno, come anche durante l'anno, è un segno di comunione tra di noi frati, che possiamo offrire il nostro servizio a 445 anni dalla delibera del voto. Noi, come ci hanno insegnato i nostri padri antichi, facciamo questo pezzo di strada e con tanta fiducia il Signore Redentore ci ha liberato da tanti problemi in più di 4 secoli. Noi siamo qui a
testimoniare anche questo meraviglioso accordo che ci furono tra le forze della Repubblica, le forze politiche e la Chiesa. Insieme questa integrazione portò alla sconfitta della peste. È un percorso che continua ancora oggi. Naturalmente io vedo che qui c'è, se mi scusate un istante, vedo che c'è anche il parroco. Buonasera. Buonasera. Lei è il parroco del... Sì, sono il parroco qui della... Oggi com'è la vita del convento? Di che cosa vi occupate? So che avete diverse attività. Allora, la vita della parrocchia adesso sta ricominciando, lentamente ricominciando in qualche modo a vivere. Dopo un anno e mezzo veramente praticamente di stasi quasi assoluta, abbiamo ricominciato con i ragazzi, no? Ma il problema attualmente molto molto grave è quello che riguarda le cosiddette malattie sociali, l'incapacità da parte di gente residente in questa isola di ricominciare a lavorare, quindi di avere un salario e quindi di ricominciare in qualche modo a vivere e a preoccuparsi in qualche modo della famiglia. Per cui abbiamo organizzato insieme con altre, abbiamo dato disponibilità anzi realmente con altre associazioni qui gli ambienti parrocchiali per riuscire ad andare incontro alle emergenze in qualche modo alimentari della gente. Poi c'è anche un tentativo di accoglierli e quindi realmente di capire lo stato realmente in cui si trovano, di trovare eventualmente un lavoro oppure di dar loro delle indicazioni dove poter trovare un lavoro. Questa è la nuova emergenza. Voi avete assistito a un peggioramento sensibile delle condizioni a causa del coronavirus? Sì. All'inizio, nel 2019, si parlava di 20-30 persone assistite, di alcuni poveri storici in qualche modo che frequentavano qui la mensa del convento. Attualmente siamo a 200 persone, all'incirca un centinaio di nuclei familiari in tutta l'isola. Su 5.300 persone così è abbastanza ed è in crescita. Naturalmente chi riesce a trovare un lavoro, chi ha trovato un lavoro nel corso dell'estate, subito si è tolto realmente dall'iscrizione realmente a queste liste realmente di aiuto. E attualmente realmente vediamo che la situazione così insicura realmente può creare altri problemi. Quindi ci stiamo attrezzando anche attraverso il mercatino di beneficenza a raccogliere fondi in maniera tale da poter rispondere anche poi alle esigenze in qualche modo delle famiglie. A volte vengono a chiedere per una bolletta, a volte chiedono veramente qualche aiuto e si cerca appunto di... Probabilmente erano persone che mai si sarebbero aspettate di vivere una situazione di indigenza e sono state colte di sorpresa da quello che accade. Sì. La situazione di Venezia io penso abbia sempre dato alle persone la sensazione che in un modo o in un altro le persone un lavoro potevano trovarlo. In questo momento, veramente data la crisi che c'è dal punto di vista turistico, le persone sul serio non sanno più dove andare a chiedere, hanno provato a chiedere qui, molti già sono decisi in qualche modo a trasferirsi da altre parti, ma anche da altre parti non è che la situazione sia migliore. Quindi, sì. Qui, poco distante da noi, nell'isola della Giudecca, c'è anche il carcere femminile. Sì. Io sono anche cappellano veramente del carcere femminile, sì. La situazione attuale all'interno del carcere è peggiore realmente che quella all'esterno, quindi stanno soffrendo molto di più rispetto a prima e soprattutto realmente perché le misure realmente sono più restrittive, naturalmente realmente per evitare contagi, per evitare in qualche modo un peggioramento della situazione sanitaria all'interno del carcere, però questo realmente fa soffrire molto di più le persone, questo dispiace. Però diciamo come convento abbiamo parlato prima della vostra storia secolare, ne avete viste tante e siete sempre riusciti comunque a dare una mano nei limiti della provvidenza, come si dice. Sì, la speranza è in Dio, che come ha aiutato veramente al tempo veramente i veneziani durante la peste, così possa aiutare anche noi in questo momento difficile, ma la speranza è in Lui. Grazie. Io vedo grazie padre, io vedo altre persone qui che vorrei, scusate, siamo in diretta, è Piero Rosa Salva di Vela e Francesco Calzavara che è l'assessore al bilancio della Regione Veneto. Diamo la precedenza a lei, Calzavara.
È un segno di ripresa quello a cui stiamo assistendo oggi, in queste giornate. La volontà della città di Venezia, che viene vista nel mondo come un esempio di accoglienza, di turismo. La serata di ieri sera, la giornata di oggi è la dimostrazione che dobbiamo tornare a una normalità, naturalmente con le attenzioni che il Covid ci impone, con la capacità di amministrazioni come quella di Venezia, che ha messo in piedi un sistema di controlli che ci permetterà di comprendere come gli eventi, almeno per i prossimi mesi, dovranno essere gestiti con attenzione, ma dovranno essere fatti, perché tutto quello che succede nelle nostre città deve ritornare nella normalità e nella possibilità di fruirne appieno. È il grande contenitore del turismo veneto, 73 milioni di presenze turistiche, molte nelle spiagge, molte nelle città d'arte. Attraverso eventi come questi speriamo di ritornare il prima possibile alla normalità. E a proposito di questa organizzazione, Piero Rosasalva di Vela, che è la società che ha contribuito a un'organizzazione che non era facile, per i quali non credo ci fossero precedenti. Come mio costume io non faccio mai commenti finché la partita non è finita, come si dice, e quindi oggi possiamo dire veramente che è stata una sfida vinta. E quindi bene, ricordo qualche mese fa quando il sindaco Brugnaro così abbiamo considerato e ci ha dato questo input forte di studiare in tutti i modi, devo dire con un concorso straordinario di collaborazione, di buona volontà da parte di tutti, anche le altre istituzioni, appunto abbiamo appena sentito la Regione, ma la Prefettura, la Questura, le Forze dell'Ordine, le autorità sanitarie e quant'altro, adesso non voglio dimenticare, c'è stato della Protezione Civile, sì, per non parlare, appunto arrivavo al volontariato straordinario che con entusiasmo, e comunque sono degli angeli custodi che abbiamo visto all'opera in tantissime occasioni, anche purtroppo meno festose. Quindi voglio dire, c'è stato da parte di tutti una ribellione quasi alla rinuncia anche quest'anno. L'anno scorso è stato responsabile non fare i fuochi, ma ricordo che comunque il Redentore dal punto di vista religioso la celebrazione c'è stata. Sarebbe stato probabilmente sbagliato non tentare fino all'ultimo. Naturalmente la situazione pandemica era diversa dall'anno scorso, le procedure che sono state col concorso appunto delle autorità messe a punto devo dire che hanno funzionato, io non ho notizie, insomma. Potrebbero fare scuola anche perché è la prima volta che si usava il Green Pass. Ma infatti c'è anche un orgoglio, non tanto da parte mia ovviamente e di Vela, che ho l'onore di presiedere, del mio staff che ha lavorato in modo straordinario, ma di tutti gli uffici del Comune, di tutte le articolazioni delle istituzioni cittadine, di aver dato un esempio e un modello. Io credo che da questa città sia partito un messaggio che tra l'altro conclude un periodo straordinario, perché penso alla festa dell'Ascensa, il Salone Nautico, penso alla Biennale che si sta svolgendo, Biennale Architettura, poi abbiamo avuto il G20 che comunque è stato un evento planetario di grande richiamo, e adesso questo Redentore a cui noi veneziani teniamo moltissimo per il suo significato e quindi dalla riuscita, adesso mi permetto di dire soddisfacente di questo evento, credo parta un rilancio forte di entusiasmi e soprattutto la consapevolezza che col senso di responsabilità di tutti e con la capacità organizzativa si può andare avanti e si può superare anche questo momento difficile che veramente ci meritiamo di superare. E Venezia poi se lo merita perché compie 1600 anni, è una signora anziana, ma si merita ancora di essere amata. Grazie. Grazie Salva, in bocca al lupo. Viva il lupo! Il lupo e viva San Marco. Dunque, come avete sentito, si parla di organizzazione, si parla però anche di senso di responsabilità da parte dei cittadini. Vi ricordo che vi stiamo parlando in diretta dall'Isola della Giudecca a Venezia. Alle mie spalle c'è la Basilica del Redentore, dalla quale tra poco vi trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Io raggiungo nuovamente Don Marco Zane, col quale abbiamo iniziato questa diretta, e adesso i fedeli stanno affluendo in chiesa per la Santa Messa. Naturalmente anche qua ci dovranno essere delle prescrizioni anticontagio. Sì, allora vi sono le solite normali prescrizioni per tutte le celebrazioni, quindi il distanziamento, l'uso dei presidi e ovviamente il contingentamento del numero dei fedeli. Quindi la celebrazione sarà a esaurimento dei posti. L'accesso è libero, ovviamente tolti alcuni posti riservati per i concelebranti e per le autorità, il resto dei posti è esaurimento, ma credo che, siccome ho visto molte persone arrivare per tempo, credo che ormai i posti si siano anche ben
esauriti. È uno dei motivi per cui, tra l'altro, grazie anche alla collaborazione con Antena 3, abbiamo anche cercato di agevolare la possibilità di fare una diretta televisiva, in modo che si possa anche seguire, esatto, per chi non fosse impossibilitato a seguirlo. Tra poco ci sono state più celebrazioni nel corso della giornata, comunque sia al mattino sia al pomeriggio, in modo tale da consentire ai veneziani di poter venire qui per pregare, per partecipare alla Santa Messa. E bisogna anche ricordarlo che l'evento di oggi è stato anche preparato spiritualmente anche da 2 piccoli appuntamenti: il pellegrinaggio dei giovani di Azione Cattolica la sera di venerdì scorso, e sempre venerdì scorso, subito dopo l'apertura del transito del ponte votivo ai fedeli, il passaggio e l'accoglienza del gruppo degli evangelizzatori di Venezia, che hanno preparato, hanno curato un'adorazione eucaristica qui in Basilica fino alle 11 di sera. Quindi 2 momenti di spiritualità per i giovani e anche per tutti i fedeli, per tutta la cittadinanza, per ricordare appunto la centralità del momento di fede, cioè il fatto che questo è anzitutto un momento di fede. Noi stiamo facendo vedere in questo momento ancora queste bellissime immagini di Venezia al tramonto, con il ponte votivo, che ricordiamo è il ponte provvisorio che collega durante le giornate del Redentore la città di Venezia all'isola della Giudecca, e vediamo che la folla di fedeli continua a essere comunque sempre costante. Sì, devo dire che comunque siamo nell'ordinarietà, nella norma, cioè già venerdì sera io ero qui ovviamente per l'apertura del ponte votivo, e pochi minuti dopo l'apertura del ponte alle 21, il ponte è stato benedetto e inaugurato alle 20, è stato aperto al transito della cittadinanza a partire dalle 21, e già c'erano delle persone che attendevano per poter attraversare il ponte. Questo vuol dire che questo segno è ancora molto sentito. Di per sé i veneziani capiscono che è cominciata la festa della salute a novembre, quando viene aperto il ponte votivo. Quindi il ponte è proprio è il segno della festa. Esatto. E un altro grande segno molto bello sono le luminarie tradizionali che vediamo sia sulla riva qui della Giudecca sia sulla riva delle Zattere. Queste luminarie classiche di carta, con le quali vengono ornate anche le barche, le imbarcazioni. Ieri sera che contraddistingue anche il pasto serale della notte famosissima, quella che si conclude poi con le barche illuminate o con delle candele o appunto con questi palloni di carta con l'illuminazione elettrica. E sappiamo che i 2 piatti tradizionali tipici della festa del Redentore sono le sarde in saor oppure anche l'anatra selvatica. Io volevo nuovamente avere una battuta col professor Peratoner, perché ci stiamo avvicinando all'appuntamento con la Santa Messa, che vi ricordo trasmetteremo in diretta. Che parallelo si può tracciare tra le esperienze che portarono alla costruzione di questa chiesa, quindi la peste che colpì Venezia nel 1577, e l'esperienza che stiamo vivendo e speriamo di terminare di vivere presto? Ci sono molte cose da chiedersi sul rivivere un'esperienza di pandemia o di epidemia così diffusa. Intanto quanto questo, certo i tempi sono molto cambiati e non bisogna per questo, come accade in molti casi, anche per molti cattolici, assumere un atteggiamento antiscientifico, cioè la fede non deve autorizzare in nessun modo ad assumere un atteggiamento antiscientifico, antimedico, no vax e via dicendo, perché la pandemia la sconfiggerà nostro Signore e non la medicina. La pandemia la sconfiggerà con tutto quello che possiamo la medicina, con l'aiuto di nostro Signore nel quale confidiamo per poterla superare. Ieri sera a un TG ho sentito questa brutta espressione, parlavano un TG nazionale, parlavano del Redentore, perché c'è stato questo nuovo esperimento, no? Ne avete parlato anche mi pare, di contingentazione, di far accedere alle rive solo col Green Pass, così. Ecco, e mostrando questo interessante esperimento che può essere
anche di insegnamento per altre situazioni, no? In Italia qualcuno ha detto, la voce di fondo ha commentato il Tempio, poi finendo nel Tempio del Redentore, che fu costruito per superare la paura della peste. Il Tempio del Redentore non è stato costruito per superare una paura, ma come atto di gratitudine per aver superato fisicamente la pandemia. Allora, quando Tommaso dice gratia naturam perficit, cioè la grazia perfeziona la natura, c'è continuità tra la natura di cui si fa cura, anche si prende cura la medicina, la scienza, con tutti i mezzi che l'epoca di volta in volta ci mette a disposizione. Quindi quello che ci mette a disposizione la scienza lo dobbiamo perseguire fino in fondo. Nel Cinquecento c'era la scienza del Cinquecento e non è che per un atteggiamento di fede si rinunciava a usare della medicina del tempo. Assolutamente, perché abbiamo parlato prima anche parlando delle quarantene dei lazzaretti che furono inventati a Venezia proprio in queste tristi circostanze. Vi ricordo che siamo in diretta dall'isola della Giudecca, tra poco alle 19 trasmetteremo in diretta la Santa Messa del Redentore celebrata dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia. Vi ricordo anche che eccezionalmente oggi il telegiornale di Treviso andrà in onda a partire dalle 20:30. Rimanete con noi, ci vediamo tra poco. Arrivederci, grazie. Vai. Riprendiamo la linea da Venezia, ci ha raggiunto nella nostra postazione di fronte alla Basilica del Redentore alla Giudecca anche Don Roberto Donadoni, che è parroco a Venezia, nonché direttore editoriale di Gente Veneta. Don Roberto, io le chiedo innanzitutto che significato ha per lei oggi essere qui? Il significato è la vita di Gesù Cristo. Se dentro questa vita riusciamo a mettere dentro anche tutta la nostra esistenza, compreso il dolore, compresa la sofferenza, compreso indubbiamente la malattia, allora riusciamo a capire che senso ha la nostra vita inserita dentro questa umanità che vive purtroppo ancora una volta dentro la situazione pandemica, come è stato nel 1500 quando la popolazione, la città, i fedeli hanno elevato questo tempio in ringraziamento dopo essere stati liberati dalla peste. Se posso permettermi, per lei personalmente che cosa significa? Le ripeto questa domanda perché so che lei comunque diciamo che il Covid l'ha conosciuto da vicino, per cui probabilmente l'avrà aiutato anche in un percorso interiore molto profondo. Ecco, anch'io come il grande San Paolo dico tutto è grazia, cioè quello che mi è stato dato è praticamente per una grazia concessa da parte di Dio, dunque devo dire grazie al Redentore. Ancora una volta dico grazie a Gesù Cristo per avermi mantenuto indubbiamente dentro la realtà nella quale sto vivendo, e allora vivo questo momento anche del Redentore come momento di ringraziamento per quello che indubbiamente mi è stato concesso. Lei è anche parroco a Venezia, com'è la situazione in città? Ma la situazione in città in questi giorni si sta indubbiamente animando in maniera anche molto forte, cioè per le calli, cose che negli ultimi periodi non c'erano, si sta rimettendo in piedi. Purtroppo sembra un po' un incubo, un giorno siamo quasi fuori dalla pandemia e un altro giorno ricadiamo dentro, indubbiamente come i numeri di questi giorni. Cerchiamo di stare attenti e prudenti e di vivere pur la socialità, ma nella sicurezza possibile. Marco, io so che lei deve concelebrare la messa con il Patriarca, con Monsignor Francesco Moraglia, per cui la lascio andare a prepararsi. Grazie della sua partecipazione. Noi chiudiamo con, oramai manca pochissimo all'appuntamento con la Santa Messa, per cui che considerazioni possiamo fare al termine di una giornata in cui comunque forse abbiamo imparato anche che si può rinascere, la città si sta rivitalizzando anche da un punto di vista di fede, da un punto di vista culturale e civico. Allora, l'identità cristiana di Venezia è inscindibilmente legata alla sua vita e anche al suo futuro. Venezia ha ricevuto i suoi natali il giorno dell'Annunciazione, e Venezia si fonda sull'evento cristiano, e senza la fede cristiana non ci sarebbe questa città, non ci sarebbero le sue tradizioni.
tutte le sue tradizioni popolari affondano le loro radici proprio nella fede, e le due feste più sentite sono il Redentore e la Salute. Quindi possiamo dire questo: torniamo all'origine e troveremo ancora la vita, come troviamo scritto al centro del pavimento della rotonda della Basilica della Salute, unde origo, inde salus. Quindi torniamo da dove è nata la salvezza, dall'origine, torniamo a Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, e lì troveremo ancora il futuro e la salvezza di questa città. Non sono poche città che possono contare su due feste religiose così profondamente sentite dalla popolazione. Che fanno da collante, la cosa straordinaria è che fanno da collante fra le generazioni. Sono ancora delle feste trasversali e intergenerazionali. Ciò che noi vediamo alla Festa della Salute, io ho avuto la fortuna e il dono, anche se sono sacerdote da poco tempo, di poter confessare durante la Festa della Salute, e quello che si vede è il miracolo grande di riconoscere anche in tante persone proprio l'accadere del cristianesimo, l'accadere dell'evento di fede nuovamente. Cioè, grazie a queste feste molti si riavvicinano alla fede cristiana e molti sperimentano il contatto e il rapporto con la persona amabile di Gesù Cristo. Certo, ci sono poi tutta una serie di aspetti che vanno probabilmente purificati nel modo di vivere il divertimento. Ci sono degli aspetti sicuramente da rinnovare per riscoprire le origini della festa, però io credo che anche lo splendore dei fuochi ieri sera in un qualche modo parli dello splendore di Gesù Cristo e parli della gioia della fede e della forza della risurrezione. Grazie Don Marco, noi lasciamo andare perché sappiamo che anche lei chiaramente deve prepararsi. Cominciare il collegamento per la Santa Messa. Per la Santa Messa. E io tra poco tornerò dal collega Lorenzo Maier. Prima volevo nuovamente far vedere ai nostri telespettatori dove ci troviamo, perché veramente ne vale la pena. Allora, questa è l'isola della Giudecca, si trova a sud di Venezia. Venezia è quella che vedete qui di fronte, queste sono le fondamenta delle Zattere, e quello che vedete inquadrato in questo momento da Simone Merlo è il ponte votivo che annualmente in occasione della festività del Redentore viene montato. L'isola della Giudecca non è raggiungibile a piedi, bisogna prendere il vaporetto o una barca comunque. Nel caso di questa festività i veneziani e comunque tutti i fedeli possono raggiungere la basilica che vedrete tra poco a piedi eccezionalmente. Per questo il ponte è un ponte votivo ed è un ponte provvisorio. La basilica che vedete fu costruita su progetto del Palladio alla fine del 1500, siamo negli anni 70 del 1500, come ringraziamento per l'uscita di Venezia da una pestilenza tremenda che la colpì. Un'altra pestilenza, l'abbiamo ricordata, è quella che invece poi portò circa 80 anni dopo alla costruzione della Basilica della Salute, che invece vedete in fondo praticamente dall'altra parte del canale della Giudecca. Allora torniamo da Lorenzo, perché oramai siamo vicinissimi alla messa. Cosa ti aspetti quale sarà il messaggio secondo te del Patriarca? Ma il Patriarca in queste occasioni parla sempre alla città, quindi un messaggio sicuramente di speranza rivolto all'essenzialità. A volte Monsignor Moraglia approfitta anche per parlare un po' a braccio, quindi aggiungere dei suoi pensieri. Poi bellissima sarà la benedizione finale dalla scalinata della Basilica, in cui sarà l'affidamento alla città. Ecco, è un momento veramente anche suggestivo e speriamo commovente, che vi invitiamo a seguire, a vedere. Ecco, spieghiamolo bene, Lorenzo, che non si esaurisce con la messa, che cosa accade dopo la celebrazione? Dopo la celebrazione, ovviamente senza assembramenti, il Patriarca raggiungerà la scalinata con una parte del presbiterio e con il Santissimo rivolgerà la benedizione non solo ai presenti ma anche all'acqua della laguna. Con una corona di barche ci sarà il suono delle sirene, probabilmente in segno di rispetto da parte dei mezzi della polizia locale e delle forze dell'ordine. Un segno forte di affidamento che peraltro, ricordiamo, Monsignor Moraglia ha ripetuto più volte anche durante
durante la pandemia che abbiamo fatto vedere nelle nostre messe, vedevamo queste scene di una scalinata deserta e il pastore che benediva la città, ecco, per cui è un segno molto, molto bello, molto forte che vi invitiamo a seguire, perché è un messaggio di speranza. Ecco Lorenzo, tu che hai seguito tanti redentori naturalmente da bravo veneziano ma anche da bravo cronista, che cosa hai visto? C'è qualche cosa che ti ha colpito particolarmente in un redentore particolare come questo che arriva dopo un periodo particolare come quello del coronavirus? Non so Filippo se ne avete già parlato prima, ma intanto diciamo che quest'anno sono tornate le regate e questo è un segno della tradizione veneziana importantissimo, perché lo scorso anno appunto non si erano svolte, così come i fuochi d'artificio. Sono le regate, ci sono le bancherelle, probabilmente le avete fatte vedere, e c'è un impegno forte anche alle missioni, ecco, da parte dei frati cappuccini qui della Basilica e non solo, cioè Venezia che vuole ripartire ma che sa anche guardare al mondo come è proprio di questa città, anche con gesti concreti di carità e di sostegno a chi ha più bisogno. Con la regata l'avranno vista i telespettatori che sono collegati con noi dall'inizio, da quando abbiamo preso la linea da Venezia alle 18. Forse pochi sapevano che accanto ai fuochi d'artificio, accanto alle grandi cene che si fanno la sera del Redentore, accanto naturalmente a tutte le funzioni religiose c'è anche questa manifestazione sportiva. Eh sì, perché la stagione remiera, ricordiamo, è ripartita. C'è una stagione remiera che per Venezia va grosso modo per tutto il periodo estivo e che vede in gara non solo i campioni del remo ma anche i giovanissimi che si sfidano all'insegna di una tradizione. Ci sono regattanti che pur essendo dilettanti si allenano tutto l'anno per queste regate, quindi è importante sottolinearlo, così come Filippo è importante sottolineare che alla messa di questa sera parteciperanno, credo per la prima volta dopo la pandemia, anche una rappresentanza delle scuole grandi di Venezia insieme alle autorità civili e politiche. Abbiamo visto il vice sindaco Andrea Tomaello che parteciperà a nome delle istituzioni. Ricordiamo cosa sono le scuole grandi, perché per chi non fosse veneziano noi diamo per scontato diverse cose che forse non lo sono. Le scuole grandi rappresentano un po' la tradizione veneziana, questi grandi mecenati di Venezia che chiamavano a sé i giovani e insegnavano a loro l'arte veneziana a seconda quelle che erano un po' le competenze. Sono nate delle scuole grandi che sono diventate delle istituzioni che portano avanti appunto la tradizione veneziana e che hanno una sede molto prestigiosa. C'è la scuola grande della Misericordia, la scuola grande di San Rocco. È importantissimo che quest'anno possano essere qui, perché l'anno scorso hanno dovuto a malincuore rinunciare. Ricordiamo anche che gli stessi celebranti, Filippo, che ci saranno questa sera sono contingentati, anche se una delle iniziative del Patriarca Moraglia dall'inizio del suo insediamento è stato quello proprio durante la festa del Redentore a voler chiamare a raccolte il presbiterio per rappresentare tutta Venezia, tutte le parrocchie, tutto il territorio. Grazie Lorenzo, ci vediamo dopo. Allora noi tra pochissimo inizia la funzione religiosa, attenzione, scusate, è che chiaramente stanno arrivando gli ultimi fedeli. Noi saliamo anche la scalinata che ci conduce alla chiesa del Redentore, dove tra poco vi trasmetteremo in diretta la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Abbiamo voluto percorrere assieme a voi lo stesso percorso che hanno compiuto oggi tanti veneziani, tanti fedeli e qua ci rigiriamo a guardare il panorama che è di fronte a noi, il canale della Giudecca con il ponte votivo, con ancora i festoni della notte scorsa, della notte famosissima, quella che poi si conclude con i fuochi d'artificio. Sentiamo le campane che stanno suonando, per cui tra pochissimo inizierà la Santa Messa. Vi ricordo ancora una volta che eccezionalmente il telegiornale di Treviso andrà in onda a partire dalle 20:30. Io credo che forse siamo pronti per entrare in chiesa dove sta per cominciare la Santa Messa.
nella Basilica del Santissimo Redentore a Venezia, nell'isola della Giudecca. Sta iniziando in questo momento la celebrazione della Santa Messa Solenne